salto ostacoli, del dressage e di altre discipline legate al cavallo, trovano un programma davvero sontuoso, al centro del quale è appunto il Gran Premio che stiamo per seguire e che dispensa punti preziosi per la World Cup. Dopo la prova a tempo di qualificazione, 40 binomi sono ammessi a questa categoria mista, un percorso base, e i concorrenti con 0 penalità chiamati a contendersi vittoria e piazzamenti in un barrage che, facile intuire, sarà come di consueto infuocato. Quarta tappa della Lega dell'Europa occidentale, in campo un fuoriclasse di questa disciplina. Si tratta del tedesco Frank Schlotak, già 2 volte campione del mondo. Monta Aquino, che è un cavallo di origine tedesca, un Holsteiner. Frank Schlotak, nato nel 1958, ha conquistato i suoi titoli mondiali a Roma con Jolicoeur e poi all'Aia precedentemente nel 1994. 2 ori olimpici a squadre, precisamente a Seul e ad Atlanta. Cavaliere che recentemente è tornato alla ribalta dopo un periodo opaco. Naturalmente cavaliere che ha ottenuto i suoi migliori risultati in campo internazionale con la collaborazione con la scuderia di San Patrignano. Arriva comunque il netto per Frank Schlotak e vedete che il suo Aquino è in gas, come si dice, e scalcia all'applauso del pubblico, un pubblico competente, molto caloroso ma estremamente composto. Sentirete un silenzio quasi religioso nel momento in cui i vari binomi sono in campo. Dunque si tratta del sesto binomio qualificato per il barrage, Frank Schlotak ed Aquino. Un altro tedesco in campo, Markus Henning, monta Gitania. Gitania ha 13 anni, Holsteiner. Markus Henning, da tempo uno dei migliori cavalieri della formazione tedesca, che si presenta all'appuntamento di Stoccarda con uno squadrone agguerritissimo. Per il momento qualificati al barrage Beat Mendley, ideo du Teu per la Svizzera, Meredith Michaels Beerbaum per la Germania in sella Checkmate, per il Belgio Jos Lansing Cavalor Cumano, quindi Gerko Schröder Olanda Eurocommerce Monaco, per la Francia Jean-Marc Nicolas Modesto Equiform, e l'abbiamo appena visto ancora per la Germania Frank Schlotak con Aquino. Per ora dunque 2 tedeschi qualificati, poi un belga, uno svizzero, un olandese e un francese. In campo Markus Henning, cavaliere nato nel 1974, un rischio su questo verticale. Per lui medaglia d'oro olimpica a Sydney con la squadra. Ha vinto una finale di Coppa del Mondo nel 2003 a Las Vegas, dunque cavaliere già molto esperto che si avvicina alla parte conclusiva del tracciato. Il tempo di 71,82, arriva il settimo netto, settimo binomio qualificato per il barrage. Un altro cavaliere importante adesso, si tratta dell'oro olimpico individuale di Sydney. Per l'Olanda Jurem Dubledam monta Nassau, che è una femmina di origine olandese di 10 anni. Ecco inquadrato Jurem Dubledam sul gradino più alto del podio olimpico di Sydney, un podio davvero imprevedibile, a sorpresa. Per quanto riguarda il percorso, vi dirò che è stato ideato dal direttore di campo Conrad Homfeld, statunitense, già cavaliere di ottimo livello, vincitore nel 1980 a Baltimora della finale di Coppa del Mondo in sella a Balbuco. In questo percorso base, che misura
430 metri, sono previsti 13 ostacoli per 16 salti, 2 le combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia, il tempo accordato è di 74 secondi, il tempo limite di 148 secondi. E va considerato questo riferimento cronometrico perché il tempo accordato è davvero risicato, molti sono i concorrenti che hanno subito penalità per infrazioni di tempo, il più sfortunato è il danese Thomas Vellin, che non ha commesso errori sugli ostacoli in sella a Equest Kernut, però non può partecipare al barrage perché proprio ha superato i 74 secondi concessi. Una penalità per lui, un'inezia che però significa l'esclusione dall'episodio conclusivo di questo Gran Premio. Parte conclusiva del tracciato per Jérôme Dubledam, che non ha ancora commesso errori ed è atteso dall'ultima combinazione, la doppia gabbia. Sì, 73 e 18 il tempo e dunque abbiamo l'ottavo qualificato per il barrage. Gli organizzatori tedeschi, perfetti secondo tradizione, lo si è visto già dalla parata con tutti i protagonisti presentati uno per uno in pompa magna, hanno fatto le cose in grande. Ogni netto è accompagnato da una musica di sottofondo, mi pare di aver riconosciuto la colonna sonora di Ghostbusters, quindi in qualche modo significa che il concorrente che ha ottenuto il netto ha saputo cacciare i fantasmi rappresentati dagli ostacoli predisposti da Conrad Homfield. Intanto per l'Irlanda, Jessica Curtin che monta Quibell, cavallo di 11 anni di origine tedesca. Jessica Curtin, classe 1969, ha già alle spalle una discreta esperienza avendo partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta e a quelli di Atene. Per lei una partecipazione anche un campionato del mondo all'Aia nel 94. Occorre fare attenzione fin da questo percorso base al cronometro perché i 74 secondi accordati non sono un tempo proibitivo, ma comunque non consentono percorsi turistici, per così dire. Ne sa qualcosa Thomas Vellin, intanto arriva il primo errore per l'amazzone irlandese che va a concludere con 4 penalità nel tempo di 70 e 98. Adesso toccherà al belga Dirk de Meersman con Clinton, cavallo di 12 anni di origine tedesca, un Holsteiner. Con la prova di Dirk de Meersman, nato nel 64, prendiamo conoscenza del tracciato. Intanto la regia tedesca ci ripropone ancora una fase rallentata del percorso di Jessica Curtin. Eccolo Dirk de Meersman in sella a questo grigio Clinton. Si parte con un muro di 1,50 m, poi un Oxer 1,45 barriere pari, quindi il verticale su fosso numero 3 1,55, un altro dritto 1,60 al numero 4, poi un Oxer 1,50 per 1,60, quindi un altro largo 1,50 per 1,60. Prima di arrivare alla prima delle due combinazioni, la gabbia, in entrata un verticale di 1,55 m, in uscita un Oxer di 1,50 per 1,50, la luce fra il primo e il secondo elemento è di 9,50 m, poi si va a un verticale di 1,50 m, poi un Oxer 1,50 per 1,50, quindi al 10 un altro largo 1,50 per 1,60, un verticale di 1,60 m al numero
11, poi girata a mano sinistra per affrontare il numero 12, Oxer di 1,55 per 1,60 e poi la doppia gabbia. Intanto sono 8 le penalità per De Mersman. L'ultima combinazione prevede in entrata un largo 1,50 per 1,55 e poi due verticali, entrambi di 1,55 m. 7,80 m, 10,70 m le distanze fra il primo e il secondo e il terzo elemento della doppia gabbia. Un percorso non davvero massacrante che riserva le difficoltà maggiori nella parte centrale e finale della sua estensione. La prima parte è abbastanza comoda. Intanto per la Norvegia Tony Andre Hansen monta Royal Volo, cavallo di 12 anni di origine norvegese. Tony Andre Hansen, nato nel 1979. A proposito degli ostacoli, vi vorrei ricordare che il direttore tecnico, il tedesco Hauke Schmidt, propone in questa circostanza ostacoli completamente nuovi che sono stati molto graditi dal direttore di campo Konrad Homfeld. Materiali innovativi e poi anche un aspetto esteriore che ricorda un po' tutta l'esperienza in giro per il mondo di Hauke Schmidt, direttore generale tecnico di questi Masters di Germania. E ancora senza errori il percorso di Tony Andre Hansen. Bene anche sulla doppia gabbia, è buono anche il tempo 70,17, dunque annotiamo il nono percorso netto del pomeriggio ed è anche stato il più veloce. Fra non molto vedremo all'opera anche l'unico binomio azzurro, quello composto da Juan Carlos Garcia e da loro piana Albin, ma adesso tocca al tedesco Heinrich Engemann con Abogeur, cavallo di 11 anni che viene dalla Westfalia. Vi ho detto che si tratta della quarta tappa della Lega dell'Europa occidentale, già disputate quelle di Helsinki, vittoria appunto del cavaliere inquadrato, di Oslo, successo di Gerko Schröder per l'Olanda, e di Verona, unica tappa italiana, il sigillo a sorpresa ma non troppo dell'olandese Albert Zoer al termine di un barrage davvero spettacolare. Restano da disputare la tappa che stiamo seguendo, quella di Stoccarda, poi quelle di Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Bordeaux, Vigo, Sertogenbosch, Göteborg. La finale è prevista a Kuala Lumpur, Malaysia, dal 26 al 30 di aprile. Per la prima volta nella sua storia la Coppa del Mondo di salto ostacoli sbarca dunque in Asia. Ha commesso il suo primo errore Engemann, cavaliere nato nel 1959, rimane isolato, quell'errore è davvero un peccato e la dice lunga la smorfia del cavaliere tedesco. 4 le penalità nel tempo di 68 e 62. Un altro tedesco, Tony Hassmann con Heurer Le Patron, cavallo di 15 anni di origine tedesca, un Holsteiner. Tony Hassmann, uno dei tanti cavalieri competitivi della squadra tedesca che naturalmente partecipa in blocco a questa tappa di Stoccarda. Tengono tutti moltissimo a fare bella figura davanti al proprio pubblico. Abbiamo ricordato in diverse occasioni che c'è una infernale concorrenza interna spietata. Tony Hassmann, nato nel 1975, per lui
3 partecipazioni alle finali di Coppa del Mondo, a Lipsia, Las Vegas e Milano. Ha difeso per 20 volte i colori tedeschi in Coppa, per lui 2 vittorie. Davvero imponente lo scenario della Martin Schleiler Hall di Stoccarda. Naturalmente gremite le tribune, non si trova un biglietto neanche pagandolo a peso d'oro. D'altronde la Germania è una superpotenza in campo equestre. Gli spettatori in questi 5 giorni hanno avuto la possibilità di vedere gare di salto ostacoli, ma anche superbe prove di dressage. Superato anche l'elemento intermedio della doppia gabbia, arriva un altro netto, quello di Tony Assmann per la Germania, che dispensa carezze per Eurer Le Patron, 10° qualificato per un barrage che si preannuncia rovente. Per l'Austria adesso Thomas Fruman monta The Sixth Sense, il sesto senso, cavallo di 9 anni, anch'esso tedesco, viene dalla Westfalia. Gli austriaci hanno una ottima tradizione in Coppa del Mondo. Thomas Fruman è uno dei cavalieri storici della squadra austriaca, ma va ricordato su tutti Ugo Simon, capace di aggiudicarsi ben 3 edizioni della finale di Coppa del Mondo, addirittura la prima nel lontano 1979 a Göteborg con Gladstone, e poi i 2 sigilli con l'intramontabile stupendo E.T. Ora Thomas Fruman, attualmente nella zona dell'Europa occidentale e di Coppa del Mondo. Il leader è l'olandese Gerco Schröder con 39 punti, poi l'altro olandese Harris Molders con 25, quindi per la Danimarca Linnea Eriksson con 22 al pari di Thomas Velin, altro danese, un altro olandese. Gli olandesi stanno andando benissimo in questo primo scorcio di stagione. Intanto arriva il primo errore per Thomas Fruman, in sesta posizione con 20 punti Engemann, poi Nick Skelton per la Gran Bretagna con 19, e all'8° posto per l'Italia Juan Carlos Garcia con 17 punti, ottenuti con uno splendido secondo posto in sella ad Albin nella tappa italiana, quella di Verona. Naturalmente l'augurio è che il nostro binomio sappia ripetersi ad alti livelli. Intanto sono 8 le penalità per un Thomas Fruman per nulla soddisfatto della propria prestazione, 73,06 il tempo dell'austriaco. Naturalmente ora ci sarà un grande applauso per un altro alfiere tedesco. Si tratta di Markus Beerbaum, che monta Lena, una femmina di 13 anni, Oldenburg. Markus Beerbaum in precedenza ripreso dalle telecamere mentre seguiva il percorso immacolato della moglie Meredith Michaels, amazzone nata negli Stati Uniti, che ora gareggia per la Germania proprio in via del matrimonio con Markus Beerbaum. Famiglia Beerbaum presente al completo, presente anche Ludger, uno dei migliori cavalieri del panorama internazionale, che è stato accolto da un boato al momento della parata iniziale. Davvero un'organizzazione coi fiocchi, quella di Stoccarda. Markus Beerbaum. Ha 35 anni.
per lui una medaglia d'oro a squadre ai mondiali che si sono disputati a Roma in sella a Lady Weingard. Medaglia d'oro a squadre anche nell'Europeo del 1997. Di gran carriera verso la doppia gabbia, ha preso qualche rischio Markus Beerbaum, 67 e 71, arriva però il netto accompagnato dal boato del pubblico, mentre l'inquadratura era ora proprio per la moglie Meredith. 11° binomio qualificato, Markus Beerbaum e Leina. E davvero in questo Gran Premio Città di Stoccarda non c'è tempo né spazio per le mezze figure, per i comprimari. Arriva un altro pezzo da 90, bella l'inquadratura di Meredith Michaels Beerbaum, probabilmente ripresa mentre sta seguendo la fase conclusiva del percorso di Marcus. Vi dicevo, un altro fuoriclasse in campo per il Brasile, Rodrigo Pessoa, monta Balubé du Rouet, cavallo sauro di 16 anni, di origine belga. Rodrigo Pessoa non ha bisogno di presentazioni, testimonial ideale per il settore del salto ostacoli, un beniamino un po' di tutti, oltre che degli appassionati brasiliani. Rodrigo, campione del mondo, titolo conquistato proprio nel nostro paese, a Roma, campione olimpico individuale in carica, con la vittoria di Atene, ha vinto per 3 volte la finale di Coppa del Mondo proprio con questo inossidabile Balubé du Rouet, cavallo caratteriale che però è dotato di mezzi non comuni. Vediamo se Rodrigo porterà alla dozzina i qualificati per il barrage. Vi ricordo che nell'episodio conclusivo, in caso di ulteriore parità di penalità fra 2 o più binomi per l'aggiudicazione del primo posto, classificherà il tempo impiegato nel barrage. Errore sull'elemento d'uscita della gabbia, errore per Rodrigo Pessoa, che dunque non sarà protagonista del barrage. Rodrigo è nato nel 1972, continuatore di una dinastia, figlio d'arte. Ricordiamo il padre Nelson, grandissimo cavaliere, uno dei più grandi di tutti i tempi. Molto contrariato Rodrigo per l'errore di Balubé du Rouet, che quando non è in giornata va incontro a errori abbastanza banali. Per il resto impeccabile sugli ostacoli, ma pesa quell'errore. 4 le penalità per Rodrigo Pessoa, che dovrà cercare punti per la qualificazione alla finale in altre tappe. Vi ricordo, finale che sarà ospitata da Kuala Lumpur, Malaysia. Ma adesso concentriamoci sul percorso di Juan Carlos Garcia e l'Oropiana Albin. Juan Carlos Garcia, cavaliere nato nel 1967 a Bogotà in Colombia, naturalizzato italiano, ha ottenuto la cittadinanza poco prima dei Giochi Olimpici di Atene, dove si è comportato ottimamente proprio con Albin. Vi ho già detto, secondo nella tappa veronese quest'anno di Coppa del Mondo, e Juan Carlos, che è uno dei migliori cavalieri del circuito internazionale, sta centellinando le energie di Albin, che come amo ripetere, facendo una battuta, è quasi maggiorenne, ha ben 17 anni, dunque va impiegato con il contagocce. Superato il verticale di tavole e barriere che ricorda appunto la finale di Kuala Lumpur, e poi l'ostacolo seguente in bianco e viola che ricorda la Federazione Equestre Internazionale. Superato con nonchalance anche il verticale, e ora la gabbia in bianco-rosa, e l'errore purtroppo per Juan Carlos Garcia, che arriva sullo stesso ostacolo che è costato caro a Rodrigo Pessoa. Parte conclusiva del percorso per Albin, superato anche questo Oxer,
abbastanza problematica la distanza che separa da quel verticale di barriere, e poi si va verso la parte conclusiva del tracciato, che prevede come ultima insidia la doppia gabbia. Bene sul secondo elemento, ottimamente anche in uscita, davvero un peccato per l'errore su quella combinazione. C'è anche un'infrazione di tempo, 5 penalità, evidentemente Juan Carlos dopo l'errore ha un po' rallentato la sua cadenza. D'altronde Albin è un cavallo abbastanza veloce, lo aveva dimostrato anche nella categoria a tempo di qualifica, dove aveva commesso sì un errore, ma era stato il secondo cavallo più veloce alle spalle di Lars Nyberg e di Loreana per una questione di 3 centesimi di secondo. Campione nazionale tedesco ora René Tebel, monta Kelholm, cavallo di 12 anni di origine belga. Annotiamo con soddisfazione comunque il ritorno a buon livello di Albin dopo un periodo di sosta, poi è rientrato, ha riassaporato il profumo dell'attività agonistica, si è ottimamente disimpegnato a Verona. Intanto sono già 4 le penalità per René Tebel. Per lui una medaglia d'argento ai campionati del mondo con la squadra nel 1990 in Svezia. Cavaliere di grande esperienza che, se non ricordo male, ha già vinto una tappa italiana di Coppa del Mondo qualche stagione fa con Radiator. Non è una giornata indimenticabile per René Tebel, atteso dalla parte conclusiva del percorso. Vedete come scalcia Kelholm. Può essere un segno di allegria ma anche di fastidio. Ultima combinazione, errore sull'elemento d'ingresso della doppia gabbia, e poi la conclusione con un tempo molto alto, 13 il totale per René Tebel, che scivola nelle posizioni di coda. Ed ora avremo altri 3 binomi tedeschi in sequenza. Cominciamo con Alois Pollmann con Candy, poi vedremo Ludger Beerbaum e Christian Allmann. Naturalmente i tedeschi fanno la parte del leone, recitano un ruolo importante in questa tappa che si disputa in casa loro a Stoccarda. D'altronde sono abituati a dettare legge un po' in tutto il mondo. L'ultima edizione della finale della World Cup è stata siglata proprio da Meredith Michaels Beerbaum per i colori tedeschi. Non è riuscito a qualificarsi per il barrage neppure Michael Whittaker con Portofino, il binomio secondo nell'ultima finale di Coppa del Mondo. 4 le penalità per Michael Whittaker. Fuori anche Bruno Bruxol, che si sta ben disimpegnando con Oligan de Rosil, che naturalmente non ha le potenzialità del suo cavallo di punta Dilem de Sef, che si è infortunato gravemente. È sulla via di un graduale quanto difficile, problematico recupero. Ora Alois Pollmann, classe 1964. E con un po' di fortuna ma con tanta audacia ce la fa, 73,57 è proprio la sua giornata, perché è rientrato nel tempo accordato per pochissimo. Dunque si qualifica anche Alois Pollmann e siamo a quota 12. Sarà un barrage oltre che intenso anche molto affollato.
e possiamo dire che il direttore di campo Konrad Homfeld si è ricordato di essere stato cavaliere, sa cosa significa trovare delle difficoltà sul proprio cammino, non ha voluto infierire, anche tenendo conto del livello veramente eccellente dei binomi in campo. E a proposito, ecco la medaglia d'oro olimpica individuale di Barcellona. Ludger Beerbaum monta l'Espoir, cavalla di 9 anni, di origine belga. Ludger stimatissimo nell'ambiente da tutti gli addetti ai lavori, è nato nel 1963, ha un palmarès di tutto rispetto. Per lui, abbiamo detto, ori olimpici a squadre, Sydney, Atlanta, Seul, l'oro individuale di Barcellona, poi ori a squadre anche ai campionati del mondo del 94 e del 98, un'infinità di finali di Coppa del Mondo. Ricordiamo la vittoria nel 93 a Göteborg con Ratina Z, poi il secondo posto nel 2002 a Lipsia alle spalle del connazionale Otto Becker. Ha sfiorato un po', anche toccato tutti gli ostacoli, ma per ora è netto il suo percorso, un po' laborioso. Ora vediamo come si comporta di fronte all'ultima combinazione. Non c'è errore, percorso netto per Ludger Beerbaum, che sembra voler tornare sui propri passi, non sembra soddisfattissimo del suo percorso. Carezze comunque per l'Espoir, che non ha commesso errori e dunque si qualifica per il barrage. 13° qualificato. Adesso per la Germania Christian Allmann monta Lorenzo, cavallo figlio di Lord Caletto, che viene dalla Westfalia, altro cavaliere importante, nato nel 1974, Christian Allmann, recentemente medaglia d'oro con la sua squadra ai campionati europei che sono stati ospitati dalla comunità di San Patrignano. In quella circostanza i tedeschi hanno fatto il pieno, medaglia d'oro a squadre e anche l'oro individuale toccato a un tedesco, Marco Kuscher. Medaglia di bronzo a squadre all'Olimpiade di Atene. Per ora abbiamo visto 32 binomi, 13 senza errori sugli ostacoli nel tempo accordato. Arrivano le prime 4 penalità su questo verticale. Comunque la Germania perde uno dei suoi alfieri e non è in giornata estremamente positiva. Lorenzo già a 12, non può essere soddisfatto un atleta del calibro di Christian Allmann, 71,53 Sekunden, 12 penalty points, 71.53 seconds. che conclude con 12 penalità nel tempo di 71,53, fra i peggiori fin qui. Adesso per la Svizzera Steve Gerda monta Tichy van et Paljertland, cavallo di 9 anni di origine belga. Steve Gerda, altro figlio d'arte, figlio di Philippe, già cavaliere di calibro internazionale, recentemente ha messo in bacheca la medaglia d'argento a squadre all'Europeo di San Patrignano. Molto giovane Steve Gerda,
è nato nel 1982, quinto con la sua squadra all'Olimpiade di Atene. A San Patrignano ha ottenuto il risultato più eclatante di una carriera appena cominciata. La Svizzera, grazie proprio a Steve Gerda, a Markus Fuchs e al contributo di un ritrovato Beat Manley, oltre che a quello di Christina Lieber, è tornata a essere una squadra molto molto competitiva, anche se dobbiamo già annotare le prime 4 penalità per Steve Gerda, atteso dalla parte conclusiva di un percorso che a prima vista poteva sembrare più facile e in effetti nasconde diverse insidie. Non poteva essere altrimenti. 4 le penalità nel tempo di 68 e 56. Unico errore per Steve Gerda. 68,56 Sekunden. Four penalty points, 68.56 La seconds. regia probabilmente ci riproporrà anche l'errore del cavaliere svizzero. Mit Otto Becker, Deutschland. Vediamo se sarà così. Così è infatti. Prima di andare a inquadrare il prossimo concorrente, che è uno dei beniamini del pubblico di Stoccarda, si tratta del tedesco Otto Becker. Grandissima esperienza per lui. Cavaliere di ghiaccio che ha già vinto la finale di Coppa del Mondo, precisamente nel 2002 a Lipsia, montando Dobels 100. In quella circostanza ha preceduto Ludger Beerbaum con Gladys e Rodrigo Pessoa con Balubé di Rouet. Balubé di Rouet e Rodrigo, che invece si sono imposti per 3 edizioni consecutive, nel 98 a Helsinki, nel 99 a Göteborg e nel 2000 a Las Vegas. Otto Becker monta Dobels Cordina, femmina Oldenburg di 10 anni. Lui è nato nel 1958. Sfuma anche per lui la possibilità di entrare in barrage, ma direi che sfuma anche la possibilità di una buona figura e infatti decide di non proseguire. Non è giornata per Otto Becker e per Cordina. Primo ritiro di questo percorso base per arrivare alla conclusione del quale dovremo attendere ancora 5 binomi. Cominciamo con l'amazzone svedese Molin Barriard Johnson, che monta Butterfly Flip, 14 anni, di origine svedese. Molin Barriard ha interrotto per un periodo abbastanza lungo la sua attività per la maternità. L'abbiamo vista proprio in occasione dei campionati europei con l'erede sulla spiaggia di Rimini. Ora è tornata in forma, ha ripreso a gareggiare e mette sul piatto un'esperienza già notevole nonostante la sua giovane età. Trentenne Molin Barriard si è già distinta in una finale di Coppa del Mondo con il terzo posto ottenuto nel 2003 a Las Vegas proprio con Butterfly Flip, battuta da Marcus Henning e da Rodrigo Pessoa. Però questa volta le cose non stanno andando per il verso giusto, nel senso che l'amazzone svedese ha già commesso il suo primo errore. In precedenza per la Svezia 5 le penalità di Rolf Göran Bengtsson con McKinley, un errore sugli ostacoli e una penalità per aver superato il tempo accordato.
Comunque discreta la prova di Molin Barriard, 4 penalità. Naturalmente, essendo una garista, una combattente nata, non è molto soddisfatta per quell'errore, però pian pianino sta ritrovando la forma, vedete che si lascia andare anche a un bel sorriso, e probabilmente questo è proprio il figlioletto di cui parlavamo, che segue già la mamma a cavallo. Dopo Molin Barriard, un'altra amazzone dalla grinta indiscutibile. Si tratta di Kristina Lieber per la Svizzera, monta No Merci, cavallo di 10 anni, di origine olandese. Kristina Lieber, nata nel 79, ha fatto parte della squadra elvetica che ha conquistato l'argento all'Europeo di San Patrignano ed è stata brillante anche nella categoria tempo di qualificazione per questo Gran Premio. I netti erano stati quelli di René Tebel, di Alois Pollmann, di Ludger Beerbaum, di Christian Allmann, di Steve Gerda, di Otto Becker, proprio di Molin Barriard, di Kristina Lieber, poi ancora Robert Smith, Marco Kuscher e Lars Nyberg, con 4 penalità. Juan Carlos Garcia, che era stato il più veloce fra quanti avevano commesso un solo errore. Categoria tempo che serviva per qualificarsi a questo Gran Premio e anche per ottenere un ingresso in campo favorevole, ingresso in campo inverso rispetto alla posizione occupata proprio nella categoria tempo. Dunque il più veloce di 2 giorni fa, Lars Nyberg con Loreana, entrerà in campo per ultimo in questo percorso base. Intanto, con tanta fatica ma con moltissima abilità, Kristina Lieber per la Svizzera porta No Merci al barrage. No Merci, no grazie che dir si voglia. È il 14° binomio qualificato e dunque prosegue sul binario giusto questa amazzone di cui sentiremo ancora certamente parlare. Vi ho detto poc'anzi che la squadra svizzera può contare su 4-5 binomi di assoluta affidabilità. Ha ritrovato motivi validi anche la squadra inglese, soprattutto grazie alla classe dei fratelli John e Michael Whittaker, alla ritrovata condizione atletica di Nick Skelton dopo un incidente e alle prestazioni sempre valide del cavaliere ora inquadrato Robert Smith, che monta Kalusha, altro figlio d'arte, figlio di Harvey, cavaliere molto grintoso. Robert Smith è nato nel 1961, molto affiatato con Kalusha, che ha origini olandesi e 13 anni, un mantello grigio, superato il verticale di tavole, ora piegata a mano destra per affrontare la parte intermedia del percorso, bene sull'Oxer in bianco e blu, superato anche il largo seguente. Attenzione a questo verticale, in effetti rischia moltissimo Robert Smith, il brusio del pubblico, però non c'è errore. Ha calcolato i tempi giusti proprio al millimetro Robert Smith, forse sbagliando anche qualcosa. L'ha aiutato Kalusha, che non commette errori, dunque 15 qualificati per ora. Entra in barrage anche Robert Smith con Kalusha. 2 binomi al termine, sono ancora tedeschi. Marco Kuscher monta contro, cavallo di 13 anni di origine tedesca, un Holsteiner. Marco Kuscher, 2 medaglie d'oro agli europei di San Patrignano per questo cavaliere trentenne. Nell'occasione ha montato, scusate il gioco di parole, Montender. Per lui un bronzo individuale a squadre anche agli ultimi giochi di Atene.
i cavalli non si può mai sapere, ma è uno certamente dei binomi candidati al barrage, per ora 15 qualificati. Errore, poi replicato, errore sull'elemento d'ingresso della gabbia e poi in uscita. Una combinazione che è costata cara a Rodrigo Pessoa, a Juan Carlos Garcia ed ora al campione europeo Marco Kuscher. Naturalmente siamo stati smentiti nel pronostico, ma come non considerare fra i favoriti un cavaliere già sul tetto d'Europa, estremamente serio, affidabile, che va ad affrontare la doppia gabbia con molta delusione. Con quanta facilità ha superato l'ultima combinazione e sa di aver commesso un errore piuttosto grave. Marco Kuscher, che conclude con 8 penalità nel tempo di 72,96. Non può essere profeta in patria dunque Marco Kuscher, che esce dal campo ostacoli lasciando il testimone al connazionale Lars Nyberg con Loreana, ultimo binomio in campo nel percorso base. Loreana, 15 anni, Holsteiner. Lars Nyberg, già vincitore di una tappa italiana di Coppa del Mondo, successo ottenuto a Verona 2 stagioni or sono. Lars Nyberg, classe 1963, per lui un palmarès importante con ori olimpici a squadre ad Atlanta e a Sydney, poi oro mondiale sempre con la squadra a Roma, tantissimi piazzamenti e successi un po' dappertutto per questo cavaliere solitamente molto freddo, glaciale, di gran temperamento. Vediamo se porterà a 16 il numero dei qualificati. Superata la prima delle 2 combinazioni, la gabbia in bianco e rosa, avete sentito il grido con cui Lars Nyberg ha sollecitato la sua Loreana e in effetti è un percorso fantastico, si qualifica per il barrage, il tempo di 70,43, eccellente. Lars Nyberg, dunque un'ipoteca anche da parte sua sul successo in questo Gran Premio. Si conclude il percorso base, la regia tedesca ci ripropone ancora un passaggio del binomio tedesco senza macchia, Lars Nyberg e Loreana, già i migliori nella categoria tempo di qualificazione, esemplari anche in questo percorso base della categoria mista che assegna punti per la Coppa del Mondo, mentre vedete proprio i qualificati. Bert Mendley, Meredith Michael Perbaum, Jos Lansing, Gerko Schröder, Jan-Marc Nicolas, Franke Schlotak, Markus Henning, Joram Dubledam, Tony Andre Hansen, Tony Assmann, Markus Berbaum, Alois Pollmann, tutti con il percorso netto. Cristina Lieber, Robert Smith, Lars Nyberg. Poi vediamo Thomas Velin escluso dal barrage per un punto di penalità per infrazione di tempo. Fuori quadro Rodrigo Pessoa. Dunque fra poco seguiremo un avvincente barrage. Per il momento, amici all'ascolto, vi lascio a uno stacco pubblicitario. A più tardi. Bene, eccoci nuovamente
collegati con la Martin Schleyer Halle di Stoccarda, barrage del Gran Premio della tappa di Coppa del Mondo, è la quarta della zona dell'Europa occidentale. 16 binomi qualificati per un barrage che il direttore di campo, lo statunitense Conrad Homfeld, ha voluto su un percorso di 280 metri. Sono 7 gli ostacoli per 8 salti, compresa una combinazione, una gabbia. Il tempo accordato di 48 secondi. Arriva il primo doppio netto del pomeriggio, è quello dello svizzero Beat Mandli con Ideo Dutto, il tempo 40 e 26. Dunque d'ora in avanti chi vorrà giudicarsi questo Gran Premio e punti preziosi per la World Cup non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloci rispetto al 40 e 26 del cavaliere svizzero. Inquadrata Meredith Michels-Beerbaum, monta Checkmate, è lei la vincitrice dell'ultima edizione della finale di Coppa del Mondo, estremamente in forma Meredith. Affiatata con Checkmate, che è un annoverano di 10 anni. Vi ricordo che in caso di parità di penalità fra due o più concorrenti per l'aggiudicazione del primo posto, classificherà il tempo impiegato in questo barrage e vedete Meredith Michels-Beerbaum impegnata in alcune autentiche acrobazie per guadagnare decimi di secondo preziosi, forse centesimi. D'altronde in gare di questo livello molto spesso il gap fra il primo e l'ultimo è di uno spazio ridottissimo. 37,98 per Meredith Michels-Beerbaum, che si porta al comando, naturalmente senza errori. E questo è Ludger Beerbaum, che segue la prestazione della cognata, moglie del fratello Marcus. Ora Jos Lansing con Cavalor Cumano per il Belgio. Davvero un peccato per le 4 penalità di Albin. Juan Carlos Garcia, binomio azzurro, si è ben comportato, ben disimpegnato sul percorso base. Un solo errore su uno degli elementi della gabbia in bianco e rosa, che è stata fatale anche a Rodrigo Pessoa e al campione europeo Marco Kuscher. Ora Jos Lansing, cavaliere nato in Olanda, ora gareggia per il Belgio. Per lui grandissima esperienza, sembra molto più lento rispetto a Meredith Michels-Beerbaum, va a superare anche il verticale. 43,79 il più lento. Naturalmente Jos Lansing in terza posizione, evidentemente il cavaliere belga sapeva di non poter competere in fatto di rapidità con gli avversari e si è limitato a ottenere il doppio netto di una comunque molto positiva per lui giornata. Ora per l'Olanda Gerco Schröder monta Eurocommerce Monaco. Questa è la quarta tappa della zona dell'Europa occidentale. Il cavaliere inquadrato ne ha siglata una, per la precisione quella di Oslo. A Helsinki, a bersaglio, il tedesco Heinrich Engemann, e a Verona il sigillo di Albert Zuer per l'Olanda. Ora Gerco Schröder, famiglia interamente coinvolta nel mondo equestre, 3 fratelli che gareggiano ad alto livello.
Gerko Schröder è particolarmente in forma ed è l'attuale leader della zona europea. Avete visto che non è semplice coniugare rapidità e precisione sui salti. Ha preso i suoi rischi il cavaliere olandese e ha pagato caro. 4 penalità nel tempo di 40 e 29. Dunque seria ipoteca da parte di Meredith Michels-Beerbaum, che è leader con checkmate. Intanto la regia tedesca ci ripropone ancora l'errore. Avete visto di quanto abbia superato la barriera. Intanto la LAD di Eurocommerce Monaco si dispera per quell'errore. Ed ora tocca all'anziano espertissimo Jean-Marc Nicolas per la Francia con modesto Equifoam. Jean-Marc Nicolas è uno dei cavalieri più anziani del panorama internazionale, almeno per quanto riguarda coloro che ancora gareggiano ad altissimo livello. Per lui grande esperienza maturata in anni e anni di competizione, classe 1951 per il cavaliere francese, 4 finali di Coppa del Mondo, ha partecipato alle Controlimpiadi di Rotterdam nel lontano 1980 e si sta ben disimpegnando. Nel mirino il tempo di Meredith Michels-Beerbaum, acrobazie spericolate da parte del cavaliere francese che va a superare anche il muro. Parte conclusiva del percorso, è molto vicino a Meredith ma non riesce a batterla. Percorso netto in 41 e 15. 41 e 15 e dunque terza posizione per il cavaliere francese. E adesso l'applauso del pubblico per